cruciale del culto, vero? Il momento più importante, bello il canto, bello la preghiera, ancora la parte fondamentale è la parola del Signore. Noi sappiamo che il Signore ha qualcosa per noi. Solo un verso volevo leggere, in Giovanni capitolo 16, dal verso 33, se non vedo male, metto gli occhiali, sì. Giovanni 16, versetto 33, l'ultimo verso del capitolo 16 di Giovanni. Alleluia, non sarò lungo, sarò breve, conciso. Alleluia, spero chiaro, con l'aiuto del Signore. Amen. Alleluia. Posso chiedervi, alzate in piedi, vogliamo onorare la parola del Signore, così un pochettino anche cambiamo posizione. Signore sia lodato. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Amen. Fin qui la parola del Signore, potete accomodarvi. Un solo verso, ma prezioso. Alleluia. Vi ho detto queste cose. Gesù ha parlato, ha insegnato, ma non mi piace parlare solo del passato, mi piace parlare sempre del presente, perché ancora oggi Gesù parla e ancora oggi Gesù insegna. Tutto quello che dice, lo dice per noi, quello che ha detto, che ha fatto, i miracoli scritti nel Vangelo. Pensate, quello che è scritto nel Vangelo è solo una parte di quello che egli ha fatto. Se leggiamo proprio l'ultimo verso del Vangelo di Giovanni, è scritto così: or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Quindi i miracoli che leggiamo nel Vangelo sono solo una parte delle cose grandi che il Signore ha compiuto in quei 3 anni meravigliosi. Ma tutto quello che egli ha fatto, tutto quello che ha insegnato e che insegna ancora oggi è per noi, affinché possa produrre in noi qualcosa che il mondo non potrà mai ottenere da solo, qualcosa che è un bene inestimabile, la pace. Amen? Amen. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. E possiamo dire abbiamo pace nel Signore. Nonostante le difficoltà di questo mondo così in subbuglio, noi abbiamo pace nel Signore. Possiamo essere sereni, tranquilli, che tutto quello che accade non sfugge alle mani del Signore Gesù, ma è tutto nelle sue mani. Lui ha sempre il controllo di ogni cosa, di ogni circostanza, di ogni malattia, di ogni prova, di ogni tribolazione che ancora possiamo vivere. Questa vita non è facile, lo dicevo anche stamattina a Vittorio Veneto, ho predicato sulle acque di Mara, acque amare che non si potevano bere. Alleluia. E il popolo si rivolge a Mosè. E Mosè si rivolge a Dio, Signore. Il Signore trova la soluzione: prendi quel legno, buttalo sulle acque. Così è stato, quelle acque sono diventate dolci. Quel legno ci ha ricordato che cosa? Quel legno? Figura della croce, vero? Il sacrificio di Gesù. Quindi Gesù è colui che rende dolce la nostra vita. C'è tanta amarezza in questa vita, ma tante prove, tante difficoltà. Io vi dico sempre: non vi meravigliate, non ci meravigliamo, perché nel mondo abbiamo tribolazione. Gesù ce lo ha detto: nel mondo avrete tribolazione. Però ci ha anche fatto capire il Signore che non resteremo nelle tribolazioni. Ci fa capire il Signore che dobbiamo avere fiducia in Lui. Fatevi animo, reagite. Amen? Amen. Prendete coraggio. Nelle tribolazioni cosa bisogna fare? Bisogna reagire. Come? Come bisogna reagire? Qualcuno me lo sa dire? Pregando. Molto
può la preghiera del giusto, fatta con rendimento di grazie. Preghiamo di più il Signore. Se nelle prove, prega. Se nella malattia, prega. Se nel bisogno, prega il Signore. Amen? Rivolgiti a Lui, confida in Lui e vedrai che il Signore ti risponderà. Alleluia. Noi dobbiamo essere fiduciosi. Nel mondo avrete tribolazioni, dice Gesù, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Gesù ha vinto il mondo. Cosa vuol dire? Gesù ha vinto tutto ciò che regna nel mondo e che è contrario alla sua essenza di amore. Gesù ha vinto. Alleluia. Ancora oggi lui è il vincitore. Quindi non sentirti un perdente, perché a volte, sapete, incontro fratelli che sempre scoraggiati, e sai qua e là, ma quante me ne raccontano di prove, di difficoltà, mi dispiace, gloria a Dio, ma ognuno di noi ha le proprie difficoltà, vero? Io dico sempre, reagisci, prega, preghiamo insieme, preghiamo. Per ogni situazione difficile, prega il Signore. Alleluia. Amen. E vedrai la gloria di Dio. Voglio leggere ancora qualche altro verso in Prima Pietro, capitolo 5. Dal versetto 6, l'Apostolo Pietro dice così: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Amen? Amen. A me dà grande speranza questo verso. Hai un peso, un bisogno, gettalo su di Lui, non te lo tenere, dallo a Gesù, fidati del Signore, Egli ha cura di te. Amen. Siate sobri, vegliate. Attenzione, il vostro avversario, abbiamo un avversario? Un nemico, ce lo abbiamo, è invisibile, ma c'è. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Purtroppo trova sempre qualcuno e riesce a divorare. Alleluia, dobbiamo pregare anche per chi è più debole nella fede. Non solo per noi, ma anche per gli altri. Per la Chiesa del Signore, per ogni fratello, ogni sorella. Amen? Il Signore ci aiuti ad avere a cuore non solo la nostra incolumità spirituale, la nostra benedizione spirituale, ma anche quella dei nostri fratelli, delle nostre sorelle in Cristo. Dio ci aiuta a non essere egoisti, a pensare sempre a noi. Benedicimi, Signore, provvedimi, provvedi alle mie necessità, sia giusto pregare per noi. Andiamo anche di Signore, benedici il tuo popolo, la tua Chiesa, non solo la mia Chiesa locale, Dio benedice anche la Chiesa di Bologna. Amen. Alleluia. Per tutta la Chiesa sparsa per il mondo intero. Sono posti dove la Chiesa veramente soffre, non solo per il coronavirus, ma per tante e tante altre difficoltà, per le persecuzioni. Non c'è libertà. Gloria a Dio. Signore, preghiamo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Consiglio: resistetegli. Devi resistere, stando fermo nella fede. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Gesù non ha promesso sempre il sole, dice un cantico, né che non avremo mai avuto problemi, difficoltà. Finché siamo su questa terra abbiamo problemi, malattie, difficoltà, combattimenti. Finché siamo qui, finché siamo sotto questo cielo. Ma un giorno saremo al di là del sole. Amen. Amen. E allora non ci sarà più pianto, più dolore, più sofferenza. Saremo per sempre alla presenza di Dio. Quindi
ci incoraggi. Questa sera la parola del Signore, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Amen. Alleluia. C'è una bellissima preghiera di Gesù, che è subito dopo, no? Gesù prega il Padre per quelli che gli ha dato. E la parola di Dio ci dice che Gesù sta alla destra di Dio Padre e intercede per noi. Cosa vuol dire? Sta pregando per noi presso il trono del Padre, il trono della grazia di Dio. Lui è il nostro intermediario. Noi preghiamo il Padre e qualunque cosa chiediamo al Padre la chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. E sicuramente il Signore sta pregando per noi, sta pregando per la tua difficoltà, per il tuo bisogno, per il tuo problema, per le tue paure. Alleluia. Leggiamo ancora questa bellissima preghiera, la preghiera sacerdotale. Capitolo 17 di Giovanni. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è giunta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te, giacché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Amen. Crediamo a questa parola? Gesù ci dà vita eterna. Amen. Ma cos'è la vita eterna? È spiegato poco dopo. Dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu hai dati dal mondo, e tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date io le ho date a loro, ed essi le hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Tra questi che hanno creduto possiamo dire che ci siamo anche noi. Amen. Amen. Io prego per loro. Che bello. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gloria. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Alleluia. Che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Amen. Alleluia. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hanno amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Amen. Questa preghiera di Gesù è semplicemente meravigliosa. E io credo che il valore di questa preghiera sia ancora davanti a Dio. Amen? Perché Gesù dice: non prego solo per quelli che tu mi hai dati, ma prego anche per coloro i quali crederanno alla loro parola. Amen? Amen. Quindi sta pregando anche per noi, Signore. Alleluia. Vogliamo affrontare ogni situazione in questo mondo con piena fiducia nel Signore. Alleluia. Ma prima di ogni cosa crediamo che Gesù infonde in noi pace. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Trova pace nel Signore. Non lasciarti condizionare da notizie, da negatività, da prove, da difficoltà. Trova pace nel Signore. Nel mondo avrete tribolazione, fatevi coraggio. Io vi ho vinto il mondo. Amen. Amen. Dobbiamo dire grazie, Gesù. Amen. Per questa rassicurazione. In questo momento di smarrimento potremmo anche smarrirci. È facile smarrirsi, ma abbiamo qualcosa di certo: la parola di Dio. Abbiamo una guida sicura, la parola del Signore. Oltre abbiamo la sua esperienza in noi. Possiamo dire: io ho conosciuto il Signore. Se hai fatto veramente un'esperienza profonda e personale con il Signore. Chi non l'ha fatta purtroppo rimane sempre superficiale. Ma noi che abbiamo conosciuto il Signore, so che comprendete ciò che voglio dire. Più di ogni altro vogliamo incoraggiare. Amen. Alleluia. Certamente la Chiesa non è fatta solo di fratelli maturi, sono anche quelli meno maturi, sono anche quelli che hanno fatto una piccola esperienza, anni di fede, sono quelli che non hanno mai fatto un'esperienza personale con il Signore, sono anche quelli che rimangono simpatizzanti, io dico, a vita. Ma vogliamo pregare gli uni per gli altri. Vogliamo che nessuno si perda. È il desiderio di Gesù che nessuno si perda. Tranne purtroppo il figlio della perdizione si è perso, ma perché fosse stata adempiuta poi la parola. Noi non vogliamo che nessuno si perda, vogliamo impegnarci nella preghiera, amen, messaggiando con alcuni pastori dell'Italia Nord-Est. Veramente abbiamo condiviso questo bisogno più ancora di pregare di più il Signore, specialmente in questi momenti. Qualcuno ha proposto anche un'altra giornata nazionale di preghiera. Bisogna pregare, non c'è altro rimedio, e confidare nella gloriosa verità che Gesù ha vinto. Amen. Amen. Quindi come credenti andiamo fiduciosi avanti. Come credenti andiamo fiduciosi continuando a servire il Signore. Come credenti continuiamo a confidare in colui che può ogni cosa. Amen? Amen. E godiamo della pace che il Signore ci dà. Non lasciamoci trasportare qua e là da venti, da notizie. Io do poco credito sempre alle notizie. Dico sempre: io ho bisogno del Signore. Ho bisogno di rimanere più vicino al Signore. Solo così non mi sento smarrito. Altrimenti, se vai a retta, a destra, a sinistra, chi ne pensa una, chi ne pensa un'altra, chi dice complotto, chi non complotto, rimani smarrito. Sono dei momenti che purtroppo stiamo vivendo. La gente si ammala, è vero. Alleluia, dobbiamo pregare il Signore. Ci saranno cose ancora più gravi più avanti. Passerà il coronavirus,
ci saranno ancora altre cose più gravi, finché il Signore non torna. Sono cose che dobbiamo vivere come Chiesa, come credenti. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Amen. Sono segnali, sono segni. Quindi approfittiamo di queste cose per, come dicevo prima, consacrarci al Signore, riconsacrarci al Signore, per riflettere sulla nostra posizione davanti a Dio. Perché un giorno, sapete, non ci sarà più tempo, non possiamo dire Signore aspetta che vado a riparare tutto quello che ho fatto, mi pento adesso. Quello che è stato fatto poi è fatto. Adesso è il momento di cercare un nuovo risveglio. Preghiamo per uno risveglio della Chiesa. Preghiamo che ci siano conversioni vere, profonde, sincere, battesimi nello Spirito Santo. A me non sono battesimi in acqua. Ci rallegriamo quando ci sono battesimi in acqua. Gloria a Dio, bello. Molto di più mi rallegro quando giovani vengono battezzati nello Spirito Santo. Anime che si convertono, realizzano il battesimo nello Spirito Santo. Amen. Dobbiamo sentire quella potenza che il Signore ha promesso per la Chiesa. Abbiamo bisogno ancora oggi di questa potenza. Amen. Perché altrimenti non possiamo affrontare le insidie spirituali che il nemico ci mette davanti. Amen. Amen. Crediamo fermamente che nel nome di Gesù Satana è sconfitto. Amen. Nel nome di Gesù anche questo virus sarà sconfitto. Ed Egli preserverà i suoi servi, i suoi figli. Amen. Da questa minaccia e noi continueremo a glorificare il Signore. Ci sarà un'altra minaccia, un'altra prova, la affronteremo, ma la Chiesa deve prepararsi per il ritorno di Cristo Gesù, il Signore. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Alleluia. Gloria al nome del Signore.